iniziato contro il Lecce. Questa dunque verso Lautaro, l'intervento in scivolata. Ma stai solo tu! Ma io non ci posso credere! Poi Maksimovic ancora Maksimovic! difraccato da un paio d'avversari, Demme in particolare. Demme! Ed è un po' di spazio con Callejon, pallone basso. A me non mi piace tutto sta manfrina in area di rigore, non mi piace. Bravo Elmi! Prende bene il tempo Elmas. No, lo spingi. Ah no, è lo splash. E poi la prima spinta non l'ha presa e la seconda spinta, boom. Così, va. Soffice. Che sembra una partita molto tattica. Un tiro soffice. Molto elaborato, troppo elaborato. Questo è un colpo di spalla alla Milik, eh? Mannaggia. Io non ce la faccio più. Bravo Mert. Oh, cazzo! Cazzo! Carica il destro, pensa alla conclusione, Zielinski non Ma fa una da volta sta Manfrin, sì, non c'è niente da fare. Finché non prendiamo gol, dobbiamo fare questa cosa. del direttore di gara. Pallone che era stato intercettato con le gambe, braccio fatalmente i calciatori. Questo è come il rigore che hanno dato a Zielinski. Zielinski il destro, l'intervento di Padelli. Adesso Zielinski. Tocco di al VAR, rivediamo. Eccolo il tocco con ragazzi, io lo so che è involontario. Io lo so che è involontario. Però è largo. Per quanto riguarda il il pallone andava da una parte e se tu lo prendi va da un'altra. Io lo so che è involontario, ma la volontarietà è un discorso antico. Ma si può proseguire. Solo se lo fa Zielinski, se lo fa Mario Rui, se lo fa Yusai, allora... Muffami. No, però ti devi svegliare là. Secondo me non c'era il fallo su Fabian Ruiz. Vabbè, lo prendo. Uè. Poi li sfruttiamo, sono pochi contropiedi che avremo. Ma non l'as! No, devi essere ammonito qua. Ti meriti la munizione per idiozia. Tira forte! Con il sinistro Fabian Ruiz. È un gol fantastico. Mamma mia! Ruiz. Gran gol di Fabian Ruiz. Aveva cercato già nell'azione e aveva allargato il gioco. Ha fatto un grandissimo gol. Mamma mia quanto ha girato. Bravo Dem, dai, riprenditi che sei sottotono. Bravi. Se fossi interista griderei al rigore. Perché c'è il braccio largo. Da tifoso del Napoli dico che Callejon stava guardando solo la palla e si sta andando allo stacco, quindi non è che vuole intervenire di gomito, sta andando allo stacco così, sta guardando il pallone. Quello poi dipende cosa significa voler andare a colpire l'avversario o impostarti per andare a prendere il pallone. Ma ci vuole onestà. Da tifoso interista avrei gridato al rigore. Bravo Fabian Ruiz. Per portare fuori i giocatori dell'Inter e poi trovare Maksimovic, rescindi il contratto stasera. Però non fate sceneggiate adesso. Che fai? Sensi, fai gli insulti con la mano davanti. Dai. You're better than this. Mamma mia. No, guaglio. No, mettila a terra. A terra, l'avete visto, resta Mertens. Non ti puoi lamentare di questo fallo. Questo atteggiamento juventino Conte non se lo scorderà mai, che crede di poter essere arrogante, attaccare, entrare in campo. Non lo puoi fare. Basta. Il fallo era netto, smettila. Il fenomeno, dici pure queste cose qua. Carica il sinistro, Eriksen sfiora l'incrocio dei pali con una grande conclusione dai Conte. 4-3-2-1, ho sentito bene? Ho sentito il labiale. Grande Demme. Oh! Ma voi siete impazziti? Come ha fatto quel pallone a non sparire? Mamma mia, Manolas stava per mettersi a piangere. Bravo Callejon. Sì, è fermo al cambio Politano. Sembrano quegli allenamenti, sai, del football americano, che quello continua ad andare, anche se lo tiri non si ferma, è un treno. Lo so che ha speso tanto, però deve fare lo stesso lavoro. Non lo so se ce l'ha.
Voi credete che io sto guardando la palla? Io sto guardando Napolitano. Voglio capire perché Callejon non stava là. Quindi c'ha quasi i compiti di marcatura su Eriksen. Vedi come poi devi accorciare? Olè! Super Nano Rui! Fallo di mano! Fallo di mano! Ma se lo devi premiare là, eh? Elmas! Torna! Segui Politano, segui! Non è uscito! Là, quando cazzo gliela dai? Ma subito! Ah, tra l'altro fallo! Io poi sono talmente concentrato sulla tattica e sulle scelte da fare che non vedo manco i falli. Bravo! Oh! Ammonire! No, è interessante che Fabian resta a destra piuttosto. E Allan è sceso là avanti. Manolas! No! Sì! Politano! No! No! Madonna santa! Bravo Dem! Bravo Allan! Quanto mi sei mancato, mamma mia! Ah, è volato da su! Ah, ma niente! L'arbitro l'ha valutato, perché ha fatto proprio così, niente. Quindi l'intensità di questa cosa, il VAR non la può chiamare. Devi essere ammonito, in teoria. Uè. Tra le mani di Ospina che lo allontana. Che cos'è? Dalla propria area di rigore. E allora arriva il fischio dell'arbitro calvarese. L'andata sì! Ragazzi, io devo fare l'editing e devo poi però aggi pure a faticare, quindi non lo so se questo video lo riesco a postare. C'ho pochi minuti, cercherò di farlo, però devo fare pure il commento. Come faccio a fare l'editing? Allora, Gattuso gliel'ha incartata, perché è questo che è successo. Atteggiamento giusto, perché come abbiamo perso con l'Inter, concedendo all'epoca in campionato, concedendogli contropiedi, concedendogli regali, allora l'atteggiamento del Napoli è stato giusto, accorto, dietro la palla. Purtroppo questa è la nostra realtà al momento, non ci possiamo permettere di palleggiare in faccia a questi Madonna. La Madonna la Madonnina. Di conseguenza devo dire che è stato un atteggiamento giusto. Poi non mi piace l'ostinarsi a giocare nell'area piccola col portiere così, ma la questione portiere, ragazzi, ripeto per un'altra volta, non è che Ospina è meglio di Meret, è la squadra che si fida di più di Ospina nel retropassaggio. Questo è. Secondo me Gattuso non ha scelto lui, è una scelta della squadra, ci sarà stato un conciliabolo dove i giocatori se noi la diamo in retropassaggio a Ospina ci sentiamo più sicuri. Questa è la scelta. E in questo momento, in una partita del genere specialmente, era importante perché tu li devi far uscire. L'Inter non ha uno sviluppo di gioco armonioso né veloce. Quindi praticamente tu hai potuto controllare questa cosa qua. Il problema è che facevamo fatica a ripartire perché Mertens non fa reparto da solo. Però Mertens ha fatto una partita di fastidio a centrocampo straordinaria. Poi sostituito da Milik che ha fatto il suo lavoro anche lui. Grande lavoro di Elmas, un lavoro di Fabian Ruiz incredibile. Fabian Ruiz era il primo a portare il pressing. Era quello più avanzato, non era Callejon né Elmas o Zielinski, era Fabian centrale a portare il primo pressing sui difensori dell'Inter. E questo è il bello, quando io vedo una partita e capisco quali sono state le indicazioni del mio allenatore, io arrizzo. In questo caso non è Demme che mi fa arrizzare, ma mi ha fatto arrizzare la tattica, perché questa è stata una partita molto tattica. Dopodiché arriva il gol e il gol di Fabian è una perla che finalmente si è ricordato che Madonna di sinistro che tiene tiro dalla distanza, ed era quell'azione, viene avanti e indietro, lui stava cercando quello spazio da una vita e ha fatto un giro quel pallone incredibile. Per quanto riguarda gli episodi da rigore, li avete visti, sono tanti. Io li ho commentati in diretta c'è la foga, però anche in diretta ho detto che quello là di Callejon secondo me si poteva chiamare. Tutti gli altri mi sembrano un po' calma con queste proteste. Cerchiamo di essere obiettivi da una parte e dall'altra. Io lo so che ci sono amici interisti che mo si iscriveranno al canale perché apprezzano la mia onestà intellettuale. Calma, va bene così.
Forza Napoli sempre, io per un 1-1 avrei messo la firma, da Valerio Fluido, New York è tutto, perché sono un po' confuso perché devo scendere, tengo lavoro da fare e quindi purtroppo questo video è così, è un po' breve ma ragazzi, la vita aumenta, pressa, che devo fare? Baci.